Com'è la neve allora? Sto scivolando. No, il passo lagunare, capito? È tutta... Allora, diamo un'occhiata qua. E poi qui si entra. Ma la vista? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo al Parco Naturale Pavaneggio Pali di San Martino, più precisamente da Imer. Abbiamo parcheggiato vicino al lago di Calaita. E da qui prendiamo un sentiero verso Malga Grugola. Più precisamente il numero 358. E poi andiamo in cerca di un posto al sole con la neve dove mangiare, farci un bel pranzettino oggi. Buona visione! Adesso qui troviamo già un incrocio e giriamo, andiamo a dare il cartaglio intanto. E quindi prendiamo il 347 intanto da questa parte verso Forcella Folga. Di là. Allora neve, e qua troviamo il primo bivio. Guarda che zoomiamo un attimo. Adesso decidiamo dove andare. Allora qua adesso prendiamo il sentiero che non si vede perché c'è la neve, vedete lì, verso Malga Grugola. Di là dove c'è già un bel ponticello. Allora qua c'è Jack, sta facendo la foto del ponticello, che carino. Com'è la neve allora? Sto scivolando. Siamo più abituati? No, il passo lagunare, capito? È tutta... Non me la sento però. Andiamo? Ho bisogno dei ramponi. Allora ci siamo messi i ramponcini perché ce li abbiamo nello zaino ed è meglio nei piedi che nella schiena. E via. Di là. Mi ruba le città. Non capisco. Qua eravamo presi dalla neve, stavamo andando avanti, invece lì nascosto nella neve c'era il cartello 358 Malga Grugola, quindi su per lì. Sto già la neve nel calzino. Questo è il cartello, segno. Già neve sul calzino, nel calzino. Vediamo come cazzo già mezz'ora. Ecco adesso sentiero, basta forestare. Allora aggiornamento, ci siamo messi anche le ghette perché qua il sentiero dopo i primi passi abbiamo visto che non è più calpestato. Qui è bassa ma lì siamo sprofondati un po', visto che ce li abbiamo usiamoli, vero? Prima di bagnare il calzino. Ma quando è che il sentiero diventa dolce? Quando si mangia il doppio. Vediamo qua un cancellino. Allora qui controsole ci ricongiungiamo con la forestale che abbiamo abbandonato prima, quindi se volete c'è un'alternativa per venire qua, arrivare da lì dalla forestale e poi continuare.
La vedi? Ah sì, c'è il tetto lì, siamo vicini alla Malga. Vai già? Cartello. E poi San Martino? No, non lo so, sì. Sì, sì, sì. Allora, là sotto si vede il lago dove abbiamo parcheggiato. Guardate che sfondo stupendo. E qui è la Malga dove siamo diretti. Bestia. Allora, siamo arrivati a Malga Grugola. Non senza fatica. Cavolo. Ed è questa. Sempre contro il sole, contro le luce. Adesso andiamo a vederla. Ci abbiamo messo un'ora, sono 2 km e 180 di dislivello positivo. E sentiero sulla neve più pesante di quanto ricordavamo. Vero già? Porca miseria. Super cardio, cioè si va via a metà della velocità normale. Se poi devi tracciare tu il sentiero, piove qua a Malga e a panchina il sole con pioggia annessa dalle grondaie. Ottimo. Allora, diamo un'occhiata qua. Lì forse si può entrare, qui è chiuso, lì forse si entra. Diamo un'occhiata. E poi intanto qui abbiamo trovato un bigliettino, quelli che attaccano ai paglioncini. I palloncini non vanno lanciati, fanno inquinamento. È brutto, ma è così. Senso, bello lanciare i paglioncini con i massaggi, ma poi questa è plastica e va nell'ambiente, è arrivata fin qui su in montagna. Che figata è! E qui c'è della legna. E poi qui si entra. Ma la vista! E cosa troviamo qua? Delle birre intanto. Esatto. Un'aranciata aperta. Una stufetta. Una specie di libro del bivacco. E un tavolo e un bel divano. No, ma la birra è fresca e chiusa, ragazzo! Certo, adesso guardiamo cosa c'è dentro. E qui c'è una vista. Wow! Diario di Malga! Super! Diario di Malga. Oh, che bel posto l'abbiamo trovato a caso. Vista? Allora, ci siamo anche noi. Fabio e Ge. Perché Fabio e Ge? Bello? Bella, sì. E uscendo da questa Malga, notare il panorama con la neve, veramente stupendo. Allora adesso, visto che è presto, questo sarebbe un bellissimo punto dove mangiare, ma andiamo avanti per il sentiero verso Forcella Folga. Forga o Folga? Folga. Folga. Però è a 2100 e quindi non so com'è la neve là. Sarebbe bello fare un anello, ma la neve è veramente alta da quelle parti, poi una bella faticata. Andiamo avanti un po', vediamo com'è il sentiero. Se troviamo un punto carino dove metterci al sole per mangiare è più bello, altrimenti torniamo qui in Malga. Intanto andiamo avanti. E se prima neve ti stecca subito, allora stiamo proseguendo perché il sentiero è battuto nel senso che ci sono delle impronte, perché non conoscendo, nel senso non l'abbiamo mai fatto in estate, non so bene per dove vada e se i segni sono magari su sassi coperti dalla neve è difficile vederli, e se non hai punti di riferimento c'è un omone, sì, omini di pietra, dov'è?
Comunque lì dove c'è l'albero. Si prosegue finché vediamo impronte, poi decideremo. Veramente la neve ti fa battere forte il cuore. Già amore, sì. Mamma. Com'è? Insomma. Faticosina. Sì, ma che panorama hai dietro? Allora, guardando il sole che 3 dita e sparisce, vuol dire che 3/4 d'ora poi non c'è più. Cerchiamo un posto dove mangiare, perché dopo se non c'è il sole è becca. Proviamo a vedere lì sotto gli alberi se c'è un posto da sedersi asciutto, non neve. Qua, super riparata, mucho calor. Allora, posto designato per il pranzo qui sotto l'albero che c'è un po' di erba, lì ci sediamo e lì facciamo da mangiare. Pronti? Col sole che ci bascia. Il menù qua è un bel... spostati amore, fai un bel riso a scotti col porcino, castagne, già. Risotto, porcini e castagne e pesti di Asiago. Asiago e dopo caffè. Basta. Ecco. Già che taglia, super Asiago. Ma adesso con la fame che abbiamo mangiamo anche le croste. Ma porta a bollore prima. Ok, allora intanto portiamo il bollore d'acqua, 600 d'acqua. Easy to cook. Easy cook. Easy to cook. Questo è buono, perché poi i carnaroli li avevamo già provato. Sì, sulle ragazzuoi. Ragazzi, è sempre il porcino mi sembra. Sì. Sì, perché c'era formaggio, porcino e... Gambretti. No, ce n'era un altro ieri. Ah, il tartufo, ma a te non piace, a me piace. Tartufo blu. Ok, abbiamo messo dentro. Non so se riesce a robaltare, no, non si vede, se non robalto tutto. No, ecco. Tac. Riso calato, 12 minuti adesso. Tac. Postazione cibo. Qua, stupendo. Con vista e super vista, già che fa contenuti per Instagram. Ma seguitela su Instagram a sto punto. Infatti. Ci sono tutti i link qua sotto, lo sapete. Ve lo dico sempre. Ma che ci hai? Guadagno? Spostalo. L'ho già spostato, ma torna. Sì, mi piace il formaggio. Mentre aspettiamo qua il riso, siamo felici perché c'è appena arrivata la prima donazione al canale. Grazie Paolo e un saluto a Elena Mantovani che so che ci segue sempre. Ciao. Grandi. Sì, insomma, se non lo sapete, sotto qualsiasi video nostro c'è un link se volete fare delle donazioni al nostro canale per supportarci. C'è sempre stato, ha mai cliccato nessuno, questo è il primo. Bene. Bene, io non lo sapevo neanche. Non eravamo mai venuti in questa zona, nel senso che nella nostra super mappa, faccio vedere un attimo la super mappa com'è, questa zona aveva un po' più un buco, perché non siamo mai venuti. Come mai? Perché a noi solitamente piace arrivare in un bivacco, un baito, insomma un punto d'appoggio dove fare i nostri pranzetti, ma da queste parti scarseggiano, quindi qui si va verso Cime, verso Forcelle e si fanno giri ad anello da queste parti e quindi non ci siamo mai goduti questa zona. Adesso abbiamo cominciato ad esplorarla perché sicuramente c'è qualcosa di bello da vedere. Seguiteci e ne vedrete delle belle.
Abbiamo aggiunto il formaggio asiago, adesso gli diamo un po' di amore e poi è pronto. Via. Adesso abbiamo spento, abbiamo coperto e lasciamo bollire un minutino e poi ce lo mangiamo. Se il ragno non mangia me. Ti mangia ragno? Mangia ragno. Ecco. Ragno, signore. Guardate che bel aspetto. Adesso impiattiamo risotto, funghi e castagne e asiago. È proprio montanarissimo. Super. E da qua vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Buon appetito qua con il pai di San Martino. Sempre erba. Abbiamo messo su il caffè, siamo pronti. Super. Boh, super panorama. Le castagne nel risotto con i porcini. Amore, commento su sto riso. È il risotto più buono del mondo. No, ma come tipo di cibo in questo, No, va benissimo, in questa bello. situazione. Bello caldo, non è velocissimo. Se non siete al sole, trovate un posto al sole. Poi Quindi cuocete qual è la tecnica qua? Trovare un posto al sole per mangiare, finché il sole è alto. Quando il sole è dietro la montagna a casa. una robetta calda Calda, caffettino e via. e non senza aria anche. se Ah, possibile. beh, sì, al riparo, il sole è al riparo. E qua abbiamo il riparo. Il riparo. Bravissima. Allora, in attesa del caffè diamo un'occhiata là al sole e veramente c'è un ditino, quindi 10 minuti e c'è buio. Oh, arriva! E buon caffè. Guardate il sole dov'è, sta arrivando, tecnica del dito infallibile, vero già? Scappare. Ah, finiamo di bere veloci È sull'ongia del piatto. e poi scappiamo. Sta facendo sole ombra, va giù il sole, aiuto, guarda ora come va. Il sole è andato, ci siamo vestiti e allora, abbiamo lasciato tutto pulito, le immondizie ce le portiamo a casa e adesso seguiamo Jenny e andiamo verso il sole. Quindi consiglio, mangiate all'aperto vicino nella neve, quando va via il sole, via, andiamo in cerca del sole. Allora, guadagnato un po' il sole, facciamo l'ultima panoramica. Che posto paradisiaco. Stupendo. Malga contro luce. Stiamo tornando indietro. Sì, naturalmente adesso dopo pranzo stiamo tornando alla macchina e questo è un posto incantevole. Eravamo in 6 oggi, nel senso noi e altre 2 coppie, ma distanti chilometri, quindi praticamente siamo stati da soli tutto il giorno. Un sentiero che veramente consigliamo a tutti, facile, corto e veramente favoloso qua vicino a Immer, poco inflazionato, già che sta scrivendo sulla neve
sta scrivendo a passo lento. Mi ricordo la volta che gli abbiamo scritto quando siamo andati al Cengello. Ecco, quella fatica di oggi mi viene in mente un aneddoto. Che oggi avevo fatto un sacco di fatica, ma l'anno scorso, adesso vi metto il link qui sopra subito, siamo andati a fare un giro qui nel lago Rai al Cengello e abbiamo fatto 20 km nella neve. Non so neanche come abbiamo fatto. Ero già. Ah, boh. È la forza dell'incoscienza. Sì. Ok, siamo tornati qua al bivio. Noi siamo venuti su da qua, quindi dal 358, vai su T2 358 da Cagliaita. Adesso per il ritorno andiamo a destra, c'è che baglia. No, indicavo. Ah, indicava di là. E quindi facciamo il pezzo di forestale, qua è un po' più lunga, ma così facciamo un piccolo anello anche oggi, dai. Che buio. Allora, siamo tornati alla macchina, se non vedo niente, però spero di essere inquadrato. Escursione finita. Sono sui 6-7 km, 300 metri di dislivello positivo, 4 ore, quindi insomma molto easy, consigliato a tutti perché quando c'è la neve uno crede di fare ancora i 1000 metri di dislivello. La risposta è no, si cercano sentieri un po' più semplici, anche perché ti siedi lì, hai un panorama con sto sole qua, montagne, neve, cosa volete di più? Vi fate un risottino, vero? Un teino, strudellino, Un teino. mi piace. Vi potete Benissimo. parlarmi. Ciao a tutti e alla prossima escursione. Ciao!